Oggi è martedì 3 novembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 3 novembre 1917. Alle 16:30 a Noventa Padovana, il generale del Regio Esercito Italiano Andrea Graziani, nominato solo il giorno prima ispettore generale dopo la disfatta di Caporetto, si imbatte nei soldati del 34° Reggimento Artiglieria da Campagna, in ritirata dalla Carnia. Il fante marchigiano Alessandro Ruffini, 24 anni, di Castelfidardo, saluta militarmente il generale al suo passaggio. Per distrazione, disattenzione o stanchezza, però, prima di fare il saluto militare, il soldato non si leva di bocca il sigaro che sta fumando. Per il generale è un grave atto di insubordinazione. Fa legare l'artigliere dai carabinieri della sua scorta e lo fa picchiare con un bastone. Il sindaco del comune del Padovano che lo accompagna gli dice che quello non è il modo di trattare i nostri soldati. Ma Graziani risponde: dei soldati io faccio quello che mi piace, e dà ordine che venga fucilato sul posto. L'esecuzione sommaria avviene nel giro di pochi minuti. Nel 1919, finita la guerra, la madre di Ruffini denuncia Graziani, il quale ammette le sue responsabilità con una lettera al quotidiano socialista L'Avanti, che aveva denunciato il fatto, determinando anche interrogazioni parlamentari e un'inchiesta. Il generale sostiene di aver ordinato l'esecuzione sommaria per dare un esempio terribile atto a persuadere tutti i 200.000 sbandati che da quel momento vi era una forza superiore alla loro anarchia. Graziani non sarà mai perseguito né per quella né per tante altre fucilazioni da lui ordinate. Dichiarate zona di guerra, Padova e le altre province venete erano sottoposte al potere legiferante dell'autorità militare. Durante il fascismo, Graziani sarà generale della milizia. Morirà nel 1931 sui binari della ferrovia Prato-Firenze, ufficialmente per una caduta accidentale dal treno, ma le circostanze non verranno mai accertate completamente. Il dizionario biografico dell'Accademia di Verona scrive di Graziani: sempre e dovunque si è distinto per la brutalità verso i sottoposti, fucilazioni, decimazioni, punizioni mortali. Ancora oggi i discendenti di Ruffini chiedono di sapere dove siano i suoi resti, per darne degna sepoltura. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.